Ciao amici, eh, settimo appuntamento con i racconti di Iolao. Stavolta saranno quattro sezioni, la prima è una poesia e seconda, terza e quarta sono dei racconti. Cominciamo con la poesia, prima in sardo, poi in italiano. È intitolata E passanta i disi. E passanta che fuoco disi de strumento. E licento fueddo su narauso che coro. Intendius che ne profetto. E si bibile, si traballa, si sudata. Acqua sa vita e callente. A traballao, adonao, ti zeffa diao. E ribas a pensare che su sudori tu e podottus. E invece non estimonenus. Ni manco vo a tutto, ni manco vo sfillus tusu. E passanti disi e annus e annus. E quando fatiao scisi a suo traballo tu e finiu, ti preguntas, poita, e inzando su scoverresi chi gallincuno appurao su tempus da lui. Scoverresi che se terribao, che ne essi mai pattiu. Questo è in inglese, vediamo di trovarlo in italiano. E passano i giorni e trascorrono infuocati giorni di rabbia e scivolano parole dette con l'anima intese con distrazione e si vive e si lavora e si suda di un sudore caldo e inutile. Hai lavorato, hai dato, hai speso fatica e pensi di aver sudato per tutti e invece non l'hai fatto nemmeno per te stesso, non lo hai fatto nemmeno per i tuoi figli. Passano i giorni, i decenni e quando stanco sai che il tuo compito è terminato ti chiedi perché e allora scopri che qualcuno ha rubato il tuo tempo. Scopri che sei arrivato senza essere veramente mai partito. Seconda sezione, un racconto incontrato di Gippis, il sole sorge prima che altrove. Il borgo di Gippis è probabilmente una delle contrade più antiche della terra più antica, la Sardegna. I primi abitanti sceglievano come usanza e convenienza di edificare le loro capanne in riva ad un grande fiume. Così fecero in data antichissima un manipolo di uomini e di donne. Il rio Mannu non ha fatto mai mancare acqua nel corso dei millenni a chi ha scelto di vivere accanto a lui. Gli abitanti del paese crebbero rapidamente di numero e costruirono le loro abitazioni fino a raggiungere un altro fiume, il rio Maru. Immagino quegli antichi abitanti come gente fiera, orgogliosa di appartenere alla grande comunità di Gippis. Alcuni erano agricoltori, altri allevatori, operavano nel borgo molti artigiani, altri ancora erano cacciatori e pescatori e, vista la fertilità dei terreni circostanti e l'abbondanza di ottima acqua, progredirono sia di numero che di importanza. Infatti nel circondario Gippis era diventato una specie di capitale. Una delle grandi conquiste della contrada fu quella di adottare, come del resto in tutta l'isola, la filosofia di vita della civiltà matriarcale e si sviluppò in armonia e progresso fino a tutto il periodo medievale. Tutta la Sardegna allora era la terra più felice del pianeta, amministrata direttamente dagli stessi abitanti che dovevano a volontaria osservanza solo ai vari giudici che erano non dei re o capi di Stato, ma personalità che garantivano la coesione delle genti sarde. Dove altrove dappertutto esistevano povertà, malattie
e sopraffazioni, in Sardegna e Gipis in particolare imperava la serenità, un posto ideale per viverci. Ma come tutte le belle cose, anche questa storia ha una momentanea fine. Arrivò in Sardegna l'esercito più potente allora conosciuto, ma nonostante la sua forza, che altrove si dimostrò dirompente, impiegò ben oltre un secolo per sottomettere la Sardegna. Le popolazioni sarde scesero pian piano di numero. La storia certifica che quando la gente è vessata non ha interesse a procreare e tutta l'isola si spopolò progressivamente. Gli abitanti di Gipis decisero che avrebbero fatto di tutto per invertire quella infausta tendenza. Si riunirono e decisero, dopo un infuocato dibattito, di dare un nuovo corso alla propria storia. Avrebbero delimitato e difeso il territorio della contrada, stabilendo come confine i due fiumi e formando una specie di triangolo con un altro ipotetico lato, più difficile da difendere ma costantemente presidiato. Furono invitati tutti gli abitanti a contribuire con oggetti di valore che sarebbero serviti per coniare la moneta popolare del rinato giudicao dei Gipis. Con le monete così coniate poterono finanziare un piccolo esercito che avrebbe difeso i confini, costruirono anche un imponente enorme castello. Dato che da ogni punto di vista erano autosufficienti e avevano come unica incombenza forzata a difendere il territorio della piccola nazione così formata. E vi riuscirono benissimo. Dopo i primi tentativi di invasione, lo stato di Gipis, andati, tentativi andati miseramente a vuoto, gli spagnoli, erano loro gli invasori, si rassegnarono a sopportare quella piccola enclave, eppure gli storici dicono che nel loro impero non tramontava mai il sole. Dicono che il sole, in contrario di Gipis, sorgeva prima che in qualsiasi altro posto, perché in una società felice il sole sorge prima e tramonta più tardi. Questa non è una storia che ha esattamente tutti i crismi di un documento storico, assolutamente. Non vuole e non può esserlo, per ovvie ragioni. Ma si cerca di far capire un concetto. Quando si è autosufficienti per i propri bisogni primari e si hanno le risorse materiali e spirituali per progredire e svilupparsi, quando si vive in una società etica e si dispone della piena proprietà di una moneta che favorisce gli scambi dei servizi e delle produzioni del territorio, allora ogni meta materiale e umanistica, anche la più eccelsa, è possibile. La storia finisce qui. La contrada di Gipis esiste ancora, ha superato egregiamente l'impatto che è stato devastante per altre contrade del potente esercito spagnolo, ha resistito a quello piemontese e ora purtroppo sta soccombendo al cospetto dell'esercito più disorganizzato e disettico che esiste sulla faccia della terra, quello italiano. Non me ne vogliano in molti popoli italiani, noi non siamo italiani, siamo sardi. La mia avversione è solo verso lo Stato italiano, colonizzatore delle proprie genti oltre il Tirreno, e da noi lo Stato italiano è abusivo. Terza sezione, racconto il fabbro di Arborea. In una notte senza luna e senza illuminazione vengo avvicinato da un tizio che mi consegna una lettera pregandola di pubblicarla su questo sito, su Ilva 77. Mi dice che la storia è reale, ma che ha cambiato il suo nome e la contrada dove abita per non essere riconosciuto. Del resto nemmeno io lo potrei riconoscere visto il buio pesto di quella notte. Lo accontento il pubblico. Vi voglio raccontare la mia storia. Mi chiamo Borancio, abito ad Arborea.
sono stato costretto dalle vicissitudini della vita a fare un'attività della quale mi vergognavo e che ho abbandonato. Oddio, il mio mestiere non è certo disonorevole, faccio il fabbro e sono anche bravino nel mio mestiere. E infatti, quando ancora c'era la lira, lavoravo senza preoccupazioni, tiravo avanti egregiamente. Poi, un brutto giorno, arrivò l'euro. Persi pian piano i clienti che non avevano soldi per pagarmi. Arrivai al punto da non riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena e così accettai un incarico che altrimenti non avrei nemmeno preso in considerazione. Mi fu proposto di lavorare per lo Stato, dovevo forzare le serrature delle case pignorate. La proposta mi faceva letteralmente schifo, ma dovevo pur fare qualcosa per campare e alla fine accettai. Da quel giorno cambiai un'infinità di serrature in giro per la Sardegna. I problemi si acuirono quando notavo che il mio passaggio la gente si toccava. Qualcuno mi disse che sono un infame, un altro mi disse che sono un venduto, un altro ancora mi disse che non avevo cuore. Ho cambiato attività, ma non mestiere. Ogni notte, su richiesta dei pignorati, sostituisco le serrature che io stesso avevo piazzato e rimetto una serratura nuova di zecca. E infine consegno le chiavi al legittimo proprietario che così può rientrare in casa sua. Chi compra le aste giudiziarie in genere non lo fa perché ha bisogno di una casa, acquista solo per speculare sulle miserie economiche della gente. E se proprio dobbiamo parlare di miserie, allora bisogna dire che le miserie abbondano, ma nel loro cervello. Adesso che ho rifiutato di lavorare per lo Stato infame, che mette per strada tanta gente, la gente al mio passaggio non si tocca più e qualche lavoretto ancora riesco a racimolarlo. Qualcuno mi porta dei viveri a casa, per la precisione il gruppo dei popoli liberi, e sto in pace con me stesso e col mondo. Il fabbro di Arborea. La stazione ferroviaria, questo è un racconto che è nato da una sinergia, diciamo, con il noto sito alternativo Il Sovranista. Eh, si chiedeva di mettere insieme un seme con non so che cosa, con un albero, con la gente, con lo spopolamento, non mi ricordo. Un seme con una piramide, non ricordo. Comunque è nato da un'iniziativa del sito alternativo di grande rilevanza, ilsovranista.it. Allora, la stazione ferroviaria. Nella stazione ferroviaria del mio paesino, molti anni fa, era tutto un brulicare di gente. C'era il capostazione, il bigliettaio, un addetto agli scambi dei binari, un inserviente che teneva puliti e in ordine tutti gli spazi, c'era persino un piccolo bar con due addetti. Uno preparava a tutto spiano cappuccini, l'altro panini. Il bar era stracolmo di studenti e operai. Allora il servizio di trasporto pubblico era inteso come una necessità, dato che in pochi avevano un mezzo proprio per spostarsi. Erano immersi in quella problematica e scomoda situazione che veniva chiamata civiltà contadina. A voler essere cattivi si poteva definire antiquata, ma tant'è. Quell'ambiente era vivo, vitale, la gente si relazionava volentieri. E forse tutto il sistema era economicamente in perdita, ma era una risorsa per gli addetti e le loro famiglie e di conseguenza anche per la società. Faceva bella mostra di sé un ampio spazio verde circondato dai fiori, una pianta plurisecolare. Dei suoi frutti
si cibavano animali, uccelli e cristiani. E qualche seme che cadeva inevitabilmente generava un'altra piantina. Misteri di una società contadina sorpassata e retrograda, mica come adesso. Un bel giorno lo Stato decise che, essendo in perdita, tutto il sistema di trasporto pubblico doveva essere alienato, ne ricavò una cospicua somma, palesemente inferiore comunque al suo reale valore. Tutto il sistema venne acquisito da una multinazionale che si occupava praticamente di tutte le realtà economiche esistenti. Aveva come simbolo aziendale una bella rappresentazione di quella grande civiltà del passato che risponde al nome di civiltà egizia. Rappresentava una elegante piramide dorata. Si mise mano a una corposa ristrutturazione di tutto il comparto. Furono licenziati alcuni addetti, sostituiti da macchine. Una distribuiva biglietti, un'altra li obliterava, un'altra ancora distribuiva cibi, bevande e oggetti di uso comune. Quelle macchine erano costruite da una sua azienda consociata. Fu abbattuto l'albero e sostituito da un altro molto più produttivo e che generava frutti senza semi. Naturalmente proveniva da un'azienda che allevava piante e sperimentava nuove tecniche agronomiche, era anche essa una loro emanazione. La stazione in seguito risultava sempre più deserta in quanto gli operai pendolari si accorsero che era molto più comodo viaggiare in auto ed acquistarono i loro mezzi privati che venivano venduti a prezzi contenuti e soprattutto a rate, naturalmente da una fabbrica di proprietà di chi aveva acquistato il servizio di trasporti. Essa produceva in regime di monopolio. Ben presto però anche loro si trovarono disoccupati, questi che acquistavano le auto, sostituiti da una meccanizzazione selvaggia che li aveva travolti. Molti di loro non riuscirono a pagare le restanti rate delle auto acquistate e persero persino la casa. Intanto la stazione era desolatamente deserta, solo pochi studenti la frequentavano e i costi di gestione del trasporto erano lievitati, non restava che aumentare a dismisura il prezzo del biglietto. Operazione facile in regime di monopolio. Al deserto si aggiunge deserto, deserto e disperazione, deserto e debito, e ancora debito, precarietà, disoccupazione. E ci si accorge che il debito non può essere estinto. Il deserto ha generato schiavitù perché un debito inestinguibile significa sottomissione completa. Quando sento voci che dicono che lo Stato ha intenzione di privatizzare beni e servizi mi vengono i brividi. Capisco al volo che bisognerebbe fermare questo andazzo iniquo per non dar loro modo di interferire sulla mia vita e sulla mia serenità. Ho deciso di rinunciare ai trasporti, al telefonino, ho disdetto il mio contratto per la fornitura di energia elettrica. La TV è da tempo che non so cosa sia. L'unico mio legame col mondo esterno è questo aggeggio che ho di fronte e che un'anima buona mi consente di utilizzare fornendomi l'energia elettrica necessaria. Ho deciso di trasformare questo deserto reale in un'oasi. Sono tornato alle origini, all'inizio del mio viaggio. Sono tornato alla bistrattata civiltà contadina, dai bisogni essenziali. Ho abbandonato comportamenti che ora giudico stupidi, generati da quella condizione che dicono sia la società consumistica. Ho abbandonato comportamenti fittizi. Sono tornato al seme della nostra esistenza, alla sintesi estrema del nostro vivere. Tutto quello che è venuto dopo la civiltà rurale
società dei consumi in primis, ma anche quella disumana società dei servizi, creata solo per generare denaro in regime di zero concorrenza, è stata, secondo me, una colossale fregatura. Ma intorno agli spazi che utilizzo mi accorgo che esiste un immenso deserto spoglio di vegetazione e di umanità. Ho capito che le piramidi possono dominare solo in presenza di terra bruciata, di sofferenza, di crisi infinite. Le piramidi, come sappiamo, prosperano nel deserto, non certo in una stazione ferroviaria affollata di umanesimo e vitalità. L'albero nuovo che è stato piantato in quella stazione non ha generato altre piantine, non contiene la vita, non contiene semi. Il deserto può avere molti aspetti, ma sempre deserto è. E ho capito che ogni piramide reale, virtuale o fittizia deve essere ribaltata o abbattuta. Solo così tornerà a prosperare il colore più bello che esiste, il verde della natura. Ciao a tutti.